Nella rubrica di Veneto Globe Dialogando con, oggi ospitiamo una gentile signora, Susanna da Cortà, di Pozzale di Cadore, scrittrice e disegnatrice. Tra l'altro a Pozzale sta realizzando un progetto, Gente di Montagna, che ha cambiato l'aspetto del paese. Buongiorno Susanna, buongiorno e ben arrivata. E ben arrivati anche i nostri ascoltatori. Innanzitutto, lei è pozzalina doc o è arrivata come Pozzale? No, intanto buongiorno a tutti, buondì a tutti e grazie dell'invito che ho ricevuto. No, pozzalina doc, anzi, mezza pozzalina di padre e calaltina di madre, orgogliosamente di entrambi. Orgogliosamente. Lei, innanzitutto, lei vive in una famiglia dove la cultura, l'ambiente e la musica sono di casa. È vero. Da che cosa deriva questo amore verso le arti? Ma sicuramente dai genitori. La mamma soprattutto era una appassionata di cultura, appassionata d'arte. Fin da piccolissimi tutti e tre siamo stati immersi nella cultura e nell'arte, soprattutto le mostre erano il nostro praticamente leitmotiv dei weekend. Quindi è stata veramente, siamo cresciuti così, per fortuna. Tra l'altro bisogna anche dire che il fratello della signora Susanna è in questo momento l'artista, musicista, ma anche compositore più apprezzato della provincia di Belluno. E questa è una verità. Beh sì, sicuramente Andrea se la cava molto bene con la sua arte, è una grande passione che coltiva in questo momento così difficile e ancora più difficile continuare a mantenerla, però insomma lui ha la sua passione, vive con lui e quindi... Certo. Innanzitutto, lo scorso anno lei ha iniziato questa sua avventura riempiendo di foto i muri del paese. Da dove è nata questa ispirazione? Beh, innanzitutto non sono stata solo io, l'idea è nata da un gruppo di persone che intorno a un'idea, che è appunto quella delle fotografie sui muri delle case, ha sviluppato una serie di progetti, uno dei quali appunto è Gente di Montagna, ce ne sono altri che vorremmo sviluppare nel corso del tempo per far sì che Pozzale diventi o torni ad essere un luogo frequentato. Ci siamo trovati di fronte alla difficoltà della chiusura di un negozio di alimentari, di un bar, che in realtà invece sono tornati a vivere con dei giovani che hanno creduto nel progetto, hanno creduto in Pozzale, nei suoi abitanti e in quello che si vuole fare. Quindi ha riaperto i negozi alimentari, ha riaperto il bar e stanno andando molto bene, continua ad esserci il panificio, insomma Pozzale non è morta, non sta morendo, anzi. Gente in Montagna aveva questo obiettivo iniziale, quello di cercare di portare nel paese un turismo, un nuovo turismo, un'idea di racconto di popoli di montagna e abbiamo pensato che la cosa più immediata, quella che poteva dare l'impatto immediato appunto, mi ripeto, però quello è il termine esatto, per far sì che si raccontasse la gente di montagna immediatamente. E la fotografia era la cosa più semplice, ovviamente. Come ha fatto a coinvolgere tutto il paese? Beh, eravamo insieme, siamo insieme. Il gruppo è un gruppo che ormai è consolidato. Avevamo iniziato qualche anno prima con riabbellire il paese durante il periodo di Natale, quindi con alberi, con presepi. Insomma, abbiamo visto che insieme ci trovavamo bene, che le idee continuavano a crescere e appunto io sono la punta dell'iceberg di questo progetto. Perché in realtà ci abbiamo messo veramente tutti quanti un po' del nostro. Il coinvolgimento nasce dal fatto che amiamo molto il nostro paese e che vogliamo che questa cosa vada avanti. E siamo partiti con 35 fotografie un anno fa, siamo già a 71 e quest'autunno dovremmo implementarlo ancora con un certo numero di foto.
Come avete fatto a inserire anche, e che non stonano assolutamente, le fotografie del Nepal, dell'Himalaya, del Vietnam? Perché il progetto nasce, allora il nome è già, dà già l'imprinting del progetto, cioè gente di montagna. Gente di montagna non è solo la gente cadorina, non è solo la gente di Pozzale. E quindi l'idea era quella che si capisse attraverso le fotografie che la gente di montagna si muove nella stessa maniera a tutte le latitudini, vive nello stesso modo, ha le stesse fatiche, fa le stesse, gioca nella stessa maniera, che ne so, ci sono fotografie di tutti i generi, dalle donne che davanti a casa ricamano, ma lo fanno anche in Perù e probabilmente lo fanno dappertutto. La ricerca è stata più complessa, del trovare foto che si potessero mescolare insieme in un certo modo, però abbiamo avuto subito un grande riscontro anche da viaggiatori, da cadorini che ci hanno dato immediatamente una mano. Voi avete fatto anche un dépliant che è non solo un dépliant illustrativo che racconti la vostra vicenda, ma anche una piantina. Certo. Come avete fatto a realizzare la piantina, che è molto chiara, più chiara di qualsiasi altra che ho vista in giro? Grazie Doro, perché questa piantina è stata, dunque quest'autunno, anzi quest'inverno ho avuto una grossa influenza e ero a casa e dovevo fare questa piantina. Mi sfruttano, tra virgolette, per il fatto che ho un po' di manualità e quindi disegno, me la cavo. Sono andata in comune, mi sono fatta dare le planimetrie di Pozzale complete, e armata di santa pazienza, con una bella tosse e un bel raffreddore, quindi non potevo muovermi, quello era quello che potevo fare. Mi sono messa lì, ho tolto tutto quello che poteva dar fastidio alla cartina e poi, come si faceva una volta, sul vetro l'ho fisicamente ricopiata e poi insomma, poi l'ho risistemata un po' io graficamente, però è proprio reale, ecco. Era l'unico modo per poter far capire alla gente, aprendola in mano, dove doveva muoversi per vedere le fotografie. E infatti è stata efficacissima, senza dubbio. Grazie. E devo riconoscerlo anch'io. Ecco, un'altra cosa, lei ha fatto anche quel libretto con tutti i disegni di montagna, disegni delle Dolomiti. Anche quello da cos'è partito? Beh, questo è partito sicuramente dal mio amore per le montagne. Io sono tornata a vivere a Pozzale di Cadore 10 anni fa. Ho vissuto 30 anni a Padova, ho fatto un lavoro completamente diverso da quello che, tra virgolette, faccio adesso, ma mi sono occupata di occhiali per tanti anni. Ho scoperto, o comunque ho tirato fuori dal cassetto la passione per il disegno. Che avevo lasciato assolutamente perdere perché avevo altri impegni, altre cose, non potevo dedicarmi. E ho iniziato a disegnare. Poi il mio incontro con Roberto Darè della Kellerman, editore, è stato illuminante, tra virgolette. Io ho iniziato a disegnare i profili delle montagne contemporaneamente con i miei due fratelli creativi, perché anche Manuela è una creativa ad hoc. Abbiamo disegnato un piccolo libretto che abbiamo presentato in una serata al Cosmo qualche anno fa, che raccontava in rima, in musica e in disegni le 6 montagne del centro Cadore, partendo dal lago, mettendoci in maniera così quasi virtuale nel centro del lago e guardando intorno le nostre montagne. Volevamo fare qualcosa per i bambini cadorini che non conoscono i nomi delle montagne che ci sono qui intorno, dal Picco di Roda al Montanel, che per noi di un'altra età era normale riconoscere e saperne il nome. Per questi dei ragazzi, bambini di queste generazioni ultime è un po' problematico, effettivamente, perché non le frequentano più. E da lì è nato questo gioco. Io ho iniziato a disegnare i profili delle montagne e è stata anche un po' una sfida. Mio papà mi sfidava a riconoscere le montagne e io sistematicamente dimenticavo il nome. E allora è stata un po', mio papà non c'è più da qualche anno,
ho voluto fare così questo gioco con lui, di ridisegnare i profili delle montagne, e poi dentro ci ho messo la fantasia, quindi mi sono divertita a giocarci. Questa prima esperienza, un quaderno da colorare. questa prima esperienza, diciamo, di collaborazione con Andrea si è trasformata anche nel video che avete fatto per Paesi Gente di Montagna. Esatto. Com'è nato quell'idea del video con la musica? È nata perché Andrea ha risposto subito al mio appello di fare foto e soprattutto di utilizzare le sue musiche per un video che poi in qualche modo serviva, era utile l'anno scorso quando abbiamo iniziato il progetto, abbiamo presentato il progetto. E niente, ci siamo fatti un giro, io e lui, un giro per il paese, io con la macchina fotografica e lui pensando a che musiche poi poterci mettere in sottofondo, e così è venuta fuori questa micro collaborazione. Il paese si presta, perché Pozzale rispetto ad altri paesi del Cadore è proprio appoggiato alla montagna, ma in maniera molto dolce e molto facile da percorrere, quindi è veramente una passeggiata piacevole, non è impegnativa, non ci sono troppe salite, non ci sono troppe discese. Le case i proprietari delle case che si sono resi disponibili alla fissione delle foto è quasi perfetta, perché è proprio un percorso semplice, facilissimo. Quasi ideale. È quasi ideale, esattamente, veramente si presta a questo. Poi voi avete anche un logo che è il logo della nonna con la pipa. Sì, è vero. Ecco, la caifa. Spieghi perché allora, c'è questo logo. Noi nel nostro dialetto, che non si usa più, si chiamava caifa, e le donne avevano questa abitudine di fumare la pipa perché arrivava dal fatto che poteva essere un buon deterrente per la spagnola, e lo facevano gli uomini, fumavano la pipa gli uomini, ma anche le donne, in modo da sconfiggere in questo modo, con il tabacco, sconfiggere la spagnola. È il nostro, ormai è diventato un po' il nostro simbolo. Infatti la mostra fotografica parte proprio dalla foto di questa donna, che è abbastanza recente, io la ricordo, è della fine degli anni 60, per cui è abbastanza recente, insomma. Sì, donna... non è un'ava. No, fino alla fine degli anni 60, poi era già anzianotta nella fotografia, è stata forse una delle ultime, però ecco, io che non sono giovanissima, però insomma me la ricordo perfettamente queste donne. Ecco, una cosa interessante è che voi, diciamo gli abitanti di Pozzale, si rendono conto che Pozzale è uno dei paesi del Cadore meglio abitati, o dove gli uomini sono arrivati quasi per primi, perché a Pozzale ancora nell'800, 1800, sono state scoperte delle tombe di antichi, non so se erano romani o chi erano, però sono state fatte delle scoperte archeologiche importanti. Sì. E ancora adesso mi sembra che si va avanti con questo concetto. Sì, io non ne sono a conoscenza, non ho seguito niente di questa cosa, ne avevo sentito parlare, ma è evidente, chi viene a Pozzale se ne rende conto immediatamente, è in una posizione tale per cui era ovvio che fin dall'antichità fosse un posto facile per arrivarci e anche per risiedere. Quindi. Sì, che poi è una cosa strana, perché sono arrivati prima a Pozzale che non a Pieve, arrivando da Domege, questo non l'ho mai capito. Non so rispondere, forse proprio il fatto che è così assolato, è così esposto in maniera così totale, perché tutto il paese è in una posizione. Sì, forse perché aveva l'acqua che Calalzo non aveva. Forse aveva l'acqua che Calalzo non aveva. Beh, io ricordo una cosa da bambina, facevamo il gioco alle elementari di quando sorgeva il sole a Pozzale e quando sorgeva il sole a Pieve. Ed è incredibile questa cosa, ma quei 40 minuti di differenza, soprattutto nel periodo primaverile, ci si accorge sì, proprio la temperatura è completamente diversa. Me ne accorgo io che magari al mattino sono qui a casa e giro in maglietta,
e poi vado a Pieve metto la maglia, perché sì. quell'ora di differenza c'è tutta. C'è un professore universitario che veniva molto spesso a Pieve finché era vivo, adesso chiaramente non può più, no? Lui studiava gli Azzecchi, sosteneva che Possale aveva un punto di osservazione che era in collegamento con gli Azzecchi. Ecco. Ha scritto anche un libro su questo, c'è una conferenza che ha fatto a Valle, me la ricordo ancora perché devo averla anche registrata, che parla proprio di questo collegamento diretto fra Possale e gli Azzecchi. Interessantissimo. E questo è un po', lo svilupperemo in un secondo momento. Certo, adesso in questo momento io vorrei però chiedere un'altra cosa. Sì. Lei ha fatto anche un'iniziativa molto bella per i bambini, quello delle panchine. Sì, l'anno scorso. No, addirittura 2 anni fa. 2 anni fa. 2 anni fa. Sì, perché c'era questa cosa che, questa lamentela, tra virgolette. Allora, bisogna premettere che il totale d'estate si triplica, forse anche di più. Sì, si triplica, sì. Anche di più. Anche di più. Forse anche di più. Ne è pieno. Le seconde case si aprono tutte. La prima generazione ha lasciato il posto alla seconda, alla terza, ma le case veramente sono aperte e tenute anche molto bene, quindi e c'era tra virgolette, una lamentela sul fatto che le panchine erano poche. Appunto, è un paese dove si passeggia molto volentieri e le persone magari non più giovanissime non sanno dove sedersi. Ci siamo resi conto che c'erano tantissime panchine. I cadorini, anzi gli abitanti del comune di Pieve si ricorderanno delle panchine rosse di legno che riempivano il comune, ce n'erano ovunque, io me le ricordo da piccola. Ero nel consiglio dell'azienda di soggiorno quando... Esattamente, poi insomma veramente ce n'erano ovunque. Ne abbiamo ritrovate un certo numero, abbastanza da poter pensare di rimetterle in sesto. Allora, una parte le abbiamo, per sempre questo gruppo famoso di cui parlavo prima, una parte le abbiamo sistemate, tolto i legni, cambiate, sverniciate, ripitturate, insomma una buona parte sono tornate delle panchine che sono tornate nei posti strategici e poi un certo numero, mi sembra 6 o 7, mi è venuta questa idea con Pieve Estate di coinvolgere i bambini nel dipingere. Mi sono armata di un sacco di vasi di colori diversi e pennelli. Abbiamo fatto una giornata al campo sportivo che è andata benissimo, si sono divertiti, i bambini poi si divertono e poi basta lasciare spazio alla loro creatività, alla loro fantasia e sono venute fuori queste panchine bellissime che sono nella parte centrale, le lasciamo nella parte centrale del paese, ma sono sempre molto, molto apprezzate. Un appunto devo farvi per queste panchine, che non avete brevettato l'idea, perché vi è stata copiata da molti paesi, da molti comuni, a incominciare da Pieve col Roccolo. Ecco. Ma va bene, ma se queste sono le idee che vengono copiate, che ben vengano, perché se tutti facessimo un po' tutte queste cose andrebbe tutto certamente, molto meglio. Sono d'accordo. Siamo verso la fine. Sì. Che rapporto c'è fra Possale e il Lavino? Oddio, in questa fase specifica c'è una cosa importante che è un glossario che Daniele Darù ha da pochissimo pubblicato con l'Unione Marina ed è una volontà forte di riprendere un po' le nostre radici, le nostre origini. Questo ci è servito anche per rifare, e lei lo saprà benissimo che perché ha fatto un po' da supervisore al progetto di Sottotranego, un giornalino che è la seconda uscita. Esattamente, che soprattutto in questa occasione racconta appunto con le parole di Daniele di questo glossario che adesso verrà divulgato ai fuochi famiglia del paese perché ognuno abbia la possibilità di aggiungerci delle parole, ricordare delle parole che magari non sono state menzionate e che erano nella nostra tradizione, nella nostra origine. E poi appunto al Sottotranego abbiamo aggiunto delle nostre notizie, le cose che a noi fa piacere raccontare
e che magari non tutti sono a conoscenza, perché ormai con questi super mezzi tecnologici comunichiamo sempre meno a voce, comunichiamo sempre di più attraverso telefonini, computer e altre cose. Certo. E allora invece con qualcosa di scritto, con ancora qualche foglio di carta stampato, con qualche immagine, con qualche racconto, con un viceversa in dialetto, con una ricetta, insomma vogliamo un po' ricollegarci a quello che era, a quello che è il nostro passato e quello che è a quello che è il vostro passato. Io vi ricollego in senso contrario. Voi avete avuto uno scrittore, Fossaluzza mi sembra che si chiami, che ha scritto il libro sul Carpaccio. Io ho trovato, e l'ho messo sul cadore di questo numero, è uscito proprio ieri o l'altro ieri, di Fossaluzza che si può leggere sul web. Ho visto. Ecco, è una cosa bellissima, sì, è vero. Anche perché Carpaccio potrebbe essere il secondo Tiziano di Pieve. Sono d'accordo. E invece è molto dimenticato, non un po', molto dimenticato. Infatti non so se lei ha visto sulla cartina di Gente di Montagna, io comunque ho messo l'icona del Carpaccio. Certo, l'ho vista. È una cosa forte che abbiamo, sulla quale dobbiamo veramente tornare a lavorarci un po'. Ecco, allora noi ci salutiamo qua. Ringrazio la signora Susanna. Io volevo aggiungere una cosa sola. Avremo delle sorprese quest'estate che non vi annuncio, perché dobbiamo riuscire a realizzarle. È un progetto estremamente interessante che ci coinvolge, che coinvolge il paese in prima persona e che riguarda l'ex mulino, quindi il museo etnografico che forse, se ce la facciamo, incrociamo le dita, tornerà a nuova vita. Signora Susanna, grazie ai gentili ascoltatori e a risentirci in un'altra occasione. Grazie, sani a tutti. Buona domenica. Altrettanto.